Appassionati di futsal, buonasera da Antonio Iozzo, questo è il Palaolgiata, questa è Roma-Mantova, sfida valida per la terza giornata della Serie A quinto. Il primo turno infrasettimanale della stagione 2025-2026 mette di fronte due squadre con ambizioni diverse ma gli stessi punti in classifica, una vittoria e una sconfitta per entrambe. Oggi Reali e Milella vogliono risposte importanti. I giallorossi puntano a riscattare il KO di Eboli, i virgiliani cercano continuità dopo il successo contro la CDM Futsal. Entriamo ancora di più in clima partita andando a scoprire i quintetti e le scelte dei due allenatori. Roma 1927 con Sarmiento tra i pali, in mezzo al campo Avellino, Cutrupi, Isgro e Fortino. A disposizione di Fabrizio Reali anche Ceccarelli, João Miguel, Di Eugenio, Biscossi, Cutruneo, Marcelo Rodriguez. Assente Ricardinho in Brasile per la nascita del primo figlio Teo, quindi tanti auguri a lui e alla sua famiglia. Risponde il Saviatesta Mantova con Deida tra i pali, in mezzo al campo Donadoni, Misel, Mascherona e Taurisano. A disposizione di Pino Milella anche Leleco, Wilde, Ceccatto, Moratelli, Caiche, Cabesa e Casassa. A dirigere l'incontro Chiara Perona della sezione di Biella e Mattia Landi della sezione di Prato. Al cronometro Ionut Cristea di Albano Laziale. Ci siamo quasi, si avvicina il fischio d'inizio di questo match. Come detto, primo turno infrasettimanale della Serie A 2025-2026. 3 punti per Roma 1927, 3 punti per Saviatesta Mantova, quindi una sorta di scontro diretto, anche se ovviamente sono trascorse solamente 2 giornate. Gli obiettivi sono diversi. Mantova che vuole salvarsi, è una neopromossa. Roma che può sognare in grande, anche se ha cambiato tanto nel corso dell'estate. Ci siamo, sarà il Saviatesta a dare il via al match. Un cambio nel quintetto di Reali, dentro João Miguel al posto di Fortino, dipendeva dalla centrata, ha detto il mister, e quindi palla al Mantova, fuori Fortino, dentro João Miguel. Mantova che attaccherà da sinistra verso destra, si parte il primo possesso della formazione ospite che manovra da dietro, il lancio di Misael lascia scorrere Avellino, la presa sicura di Sarmiento che va in avanti, João Miguel per Cutrupi che lotta e si tiene il pallone. Avellino imposta in avanti, gran pallone, João Miguel spalla alla porta, Avellino in avanti, pallone intercettato dal Mantova che prova a ripartire con Taurisano. Protezione del pallone, scarico all'indietro, poi lancio lungo, recupero della Roma. Cutrupi, un po' di confusione, prova a mettere ordine il Mantova, ma è feroce la pressione della Roma. Ritmo altissimo in queste primissime fasi. L'errore del Mantova, la rimessa laterale a favore dei giallorossi che cercano di imporre immediatamente il ritmo e il loro gioco. Cutrupi, Isgro, prova il 7 che porta palla, supera il centrocampo, scarica all'indietro Avellino. Isgro potrebbe allargare sulla sinistra, preferisce invece il tocco verso Avellino, scambiano i due, profondità, l'uscita con la testa di Deida e allora prova il Mantova con Donadoni circondato, nulla di fatto, rimessa dal fondo, Sarmiento con le mani. Isgro, Cutrupi, Avellino di prima per João Miguel, fermato. Ripartenza tentata da Mascherona, presa comoda per Sarmiento, uno dei volti nuovi della Roma 1927, portiere di caratura internazionale. Lui protagonista anche con la sua nazionale, l'Argentina. Ma torniamo in cronaca. Avellino dà velocità e profondità. Cutrupi non trova João Miguel, allora Misel fermato da Isgro. Isgro toccato, fischia il direttore di gara, chiamata giusta. Contatto netto, le scuse di Misael, primo piano per Isgro che qui si era acceso, aveva innescato la sua velocità, è stato fermato con il primo fallo del match dopo un primo e 50 secondi di gara. 0-0 al Palaolgiata tra Roma 1927 e Saviatesta Mantova. Calcio di punizione per i giallorossi di Fabrizio Reali.
reduci dal KO 5-1 sul campo della Feldi. Risultato bugiardo perché la Roma se l'è giocata alla pari contro una delle big del campionato. Isgro si allontana, Avellino per Isgro che calcia, deviazione, pallone in fallo laterale, insiste la Roma che ha fatto entrare sul rettangolo di gioco Robocop Fortino, fuori classe senza età, l'attaccante di Reali. Avellino in mezzo, malinteso, il pallone passa e si spegne in fallo laterale. Dopo appena 1 minuto e 56 secondi arriva il time out chiesto da Pino Milella, che a quanto pare non è soddisfatto dell'avvio dei suoi ragazzi. Rimessa laterale per i virgiliani con Misel sul punto di battuta, il numero 10 che ha giocato anche con la Lazio, quindi una sorta di derby per lui. Pronto Misel che attende il fischio e il direttore di gara che arriva in questo istante. Allora possesso del Mantova, lancio lungo a cercare lo stesso Misel, Avellino difende la rimessa dal fondo, Sarmiento in avanti tra le braccia del collega De Idda per Taurisano, fischia il direttore di gara, intervento con la mano e allora secondo fallo del Mantova e nuovo calcio di punizione per la Roma con João Miguel fermato molto bene da Mascherona e la Roma a fare la partita come prevedibile. Isgro, Cutrupi prova il 10, doppio passo, ancora Cutrupi, Isgro sguscia via, calcia, pallone che per poco non diventava buono per João Miguel. Cenno d'intesa tra i due, rivediamo tutto, la qualità di Isgro che ha lasciato partire questo destro, palla fuori di poco, occasione Roma al terzo del primo tempo. Sempre la squadra di casa, Avellino, João Miguel, scarico all'indietro, Avellino, poi Isgro cerca ma non trova in avanti il compagno, adesso João Miguel fermato, De Idda può bloccare, Donadoni attaccato, butta via il pallone, ancora Isgro che vuole puntare come al solito, contatto, attenzione, arriva il fischio di Chiara Perona. Eravamo concentrati sul pallone, quindi cerchiamo di capire cosa è successo. Protesta il Mantova. Calcio di punizione dal limite per la Roma. Terzo fallo per il Mantova che deve fare attenzione, già 3 scorrettezze in meno di 3 minuti. Calcio di punizione molto molto interessante per i giallorossi con Avellino. Super barriera per De Idda. Il fischio dell'arbitro, Avellino per Fortino, poi Isgro murato da Wilde. Non funziona lo schema della Roma che però resta in avanti con questa rimessa laterale battuta e poi pallone allontanato il più lontano possibile. Mantova che sta al momento difendendo senza però riuscire a farsi vedere in avanti dalle parti di Sarmiento. Fortino, Biscossi, Cutruneo aggredito, la gestisce bene, poi cerca il triangolo con Avellino, si lamenta il 26, l'arbitro lascia proseguire, lancio lungo, Sarmiento la blocca con sicurezza e poi lascia il pallone
perché si è fatto male. Problemi per il numero 1 della Roma 1927. Serve l'intervento sanitario per verificare le condizioni del portierone argentino. Si avvicina anche Wilde per sincerarsi delle condizioni dell'avversario. Gioco fermo dunque al Palaolgiata dopo 3 primi e 31 secondi, parità sempre 0-0 in questo turno infrasettimanale che si è aperto con la vittoria della L84 sull'Active. Alla prima sconfitta la formazione viterbese di Monsignori. Adesso il gioco può riprendere con Wilde che va correttamente a restituire la sfera alla Roma. Ringrazia Sarmiento che si è ristabilito, nulla di grave per il numero 1 che ha già messo in moto Biscossi. Cutruneo, si fa vedere Fortino, passaggio per Di Eugenio, Biscossi aggredito, alza il baricentro il Mantova che però concede il fallo laterale ai padroni di casa. Di Eugenio, Biscossi, Fortino, pressione forte adesso del Mantova, ma la Roma fa valere la sua qualità, rischia qualcosa in questo caso. Sarmiento mette tutti d'accordo bloccando con le mani, poi lancio lungo, presa con le mani da parte di Deidda e fischio del direttore di gara. Contatto Biscossi-Deidda, anche in questo caso si danno il 5 i due giocatori. Partita fin qui correttissima, primo fallo della Roma, punizione battuta dal Saviatesta. Lancio cercato da Caiche che ha risolto da portiere di movimento la sfida contro la CDM. I primi 3 punti del Mantova, neopromosso in Serie A. Wilde nel vuoto, allora Cutruneo, Fortino, Biscossi, Cutruneo, profondità, rimessa laterale per il Mantova. Da dietro Mascherona, Caiche, poi Moratelli, di nuovo Mascherona, colpisce Fortino, a terra stordito il capitano della Roma. Nulla di grave per Robocop che si rialza con l'aiuto di Mascherona. Quinto del primo tempo, risultato sempre inchiodato sullo 0-0. Più Roma in questa prima fase, era prevedibile. I giallorossi puntano sul fattore campo. Qui al Palaolgiata, esordio vincente contro l'ambizioso Cosenza di Paniccia. 2-1 il punteggio, con la sfida decisa dal gol di Cutrupi dopo il pareggio di Biscossi. Ad aprire le danze era stato Riccardinho che, come detto, è in Brasile per la nascita del primogenito. Ma torniamo in cronaca. Wilde tocca, possesso giallo-rosso con Cutruneo sul punto di battuta. Sarmiento coinvolto, esce dai pali, porta a spasso la sfera, supera il centrocampo. Sarmiento con i piedi la tiene sotto la suola. Sarmiento attende da indicazioni a Cutruneo, invitato ad allargarsi sulla destra. Sarmiento, ancora lui, scucchiaia, lo fa male, rimessa laterale per il Mantova. Wilde sul punto di battuta, Caiche riceve, Wilde, Cabeza usa il fisico, difende il pallone, colpisce Di Eugenio, si prosegue, attenzione a Wilde che cerca con l'esterno Caiche, poi ancora Wilde, non trova il pallone, sarà rimessa dal fondo. Sarmiento con le mani, Biscossi, Cutruneo, avanza Fortino, suolata, Biscossi, contrasto con Cabeza, rimessa laterale per la Roma. Protesta Wilde che fa valere il suo carisma, la sua esperienza. Giocatore infinito Wilde. Di Eugenio, scucchiaia, Fortino anticipato dalla testa sicura di Capitan Leleco. Biscossi sul contromovimento di Eugenio, ancora Biscossi, profondità, Fortino aggancia,
tiene in campo il pallone nonostante le proteste della panchina ospite, e allora si prosegue con il possesso di Biscossi, poi Cutruneo ad aiutarlo, a terra il 26, fischia il direttore di gara, primo giallo del match per Caiche. Lo spunto di Cutruneo, giallo per Caiche, che non è d'accordo con il direttore di gara, deve fare attenzione, lo ripetiamo, il Mantova salito a quota 4 falli dopo meno di 6 minuti. Rivediamo tutto, Wilde sul pallone, poi Cutruneo arriva, se ne va, il contatto con Caiche, il calcio di punizione e anche il primo giallo del match, sventolato in faccia a Caiche, il 25 del Mantova. Deidda sistema la barriera con Cabeza che viene fatto scalare sul palo. Avellino sul punto di battuta, Avellino per Fortino sull'esterno della rete, chiede una deviazione, non viene accontentato, rimessa dal fondo, ha cercato la potenza Robocop, palla fuori, rischia Caiche, lo aiuta Deidda, Cutrupi, finta il mancino, ancora Cutrupi, allarga Avellino, Deidda attento, la blocca. Rilancio lungo, un passaggio per Sarmiento che ha già servito Fortino, insiste la Roma, Avellino, Cutrupi, Avellino, il triangolo non si chiude, ottima la chiusura di Caiche in questo caso, Ceccatto, pallone in mezzo e arriva il gol di Cabeza, punisce al primo squillo il Mantova che passa in vantaggio al Palaoggiata. 6 minuti 28 secondi, cambia il parziale qui al Palaoggiata. Ceccatto per Cabeza che sul secondo palo non perdona, trafigge Sarmiento, porta avanti la squadra di Milella. Ha fatto la partita la Roma, è in vantaggio il Mantova. Fortino allora, Isgro, punta, raddoppiato, ancora Isgro, fermato, Cabeza, riparte lui, attenzione, doppio passo, Cabeza perde un po' la coordinazione e allora rimessa dal fondo, già battuta, deve reagire la Roma. Avellino, giocata, Deidda risolve una situazione complicata, uscita in scivolata decisiva da parte del 3, ma ancora Roma con Isgro, Cutrupi la porta, Cutrupi scarico all'indietro, Avellino, Isgro aggredito, rischia, alla fine Fortino per Avellino. Isgro, attenzione alla sua qualità, Cutrupi dal 7 al 10, Cutrupi in mezzo, attento però Mascherona che allontana in fallo laterale. Roma per la prima volta sotto al Palaoggiata in questa stagione. Avellino sul secondo palo, deviazione, presa di Deidda, attento qui, bravo a evitare il calcio d'angolo, poi rilancio lungo, pallone complicato che non può gestire Taurisano e allora Sarmiento in avanti, Ceccarelli, chiuso Ceccarelli, capitano anche della nazionale italiana Under 19, protagonista all'ultimo europeo terminato durante la fase a gironi. Sarmiento, Cutrupi di prima, bene per Avellino, profondità per Ceccarelli, fermato molto bene da Mascherona. Ceccarelli però si fa valere, si prende il fallo laterale. Tommaso Ceccarelli, giovane molto molto interessante, cercato, trovato, Ceccarelli si gira, mette in mezzo, pallone che scorre, non arriva a Cutrupi e allora possesso Mantova, avanti la squadra di Milella al 9 del primo tempo. Misael pronto a battere il 10, Donadoni riceve, profondità, Taurisano, difesa del pallone, raddoppio Roma, Taurisano scarica all'indietro, Donadoni, Misael e poi Mascherona, lancio lungo nel vuoto,
tra le braccia di Sarmiento, che va lungo a cercare Ceccarelli, trova la presa del collega Deidda. Donadoni, Avellino, anticipo secco, poi scivola il numero 18 giallorosso. Rimessa laterale per la squadra avanti nel punteggio. Donadoni, Mascherona, Misel. Donadoni, Misel, testa di Avellino, testa di Cutrupi. Ceccarelli con il tacco Isgro. Avellino sul secondo palo per Cutrupi, che trova la parte sbagliata della rete. Occasione Roma. Donadoni, Misel, Donadoni, lancio lungo, troppo per tutti. Sarmiento abbandona i pali, la porta, supera il centrocampo, ma sono trascorsi 4 secondi e allora punizione per il Mantova. Quando ci avviciniamo alla metà del primo tempo. Donadoni, Misel in avanti, non trova Mascherona, scusate, Taurisano, che poi corre verso la panchina, lascia il campo, al suo posto Wilde, mentre rivediamo l'occasione per Cutrupi, che ha avuto la palla dell'1-1. Cutrupi, come detto, già decisivo all'esordio contro il Cosenza. Piccola curiosità, in campo non c'è nessuno a quota 2 gol, né da una parte né dall'altra. Avellino, Isgro prova il 7 a illuminare, ma qui prende controtempo Cutruneo. Rimessa Mantova, con calma si riparte da dietro. Il contromovimento di Misel, poi l'uscita di Sarmiento. Pallone alto che non preoccupa Deidda, pronto a rimettere in gioco il pallone con le mani. Misel, Donadoni, Wilde di testa, prolunga la traiettoria, lascia scorrere Sarmiento, che si accontenta della rimessa laterale che verrà battuta da Isgro, con Sarmiento che si allarga sulla destra. Isgro in avanti, Ceccarelli, duello con Mascherona, vinto dal Virgiliano. Wilde con calma, Misel riceve e punta Avellino. Misel, scarico all'indietro, Donadoni, Wilde, Misel, Cutruneo a terra, arriva il fischio del direttore di gara, arriva anche il giallo per Misel, ma arriva soprattutto il quinto fallo del Mantova quando mancano 10 minuti all'intervallo. Una vita da difendere per il Mantova, che adesso deve stare molto molto attento se non vuole concedere tiri liberi alla Roma. Secondo giallo, come detto, entrambi contro il Mantova. Prima Caiche, adesso Misel, quando siamo giunti alla metà esatta di questa prima frazione. Calcio di punizione per la Roma. Avellino, schema, Cutruneo, Deidda alza sopra la traversa sulla conclusione del giovane di Fabrizio Reali. Rivediamo il mancino, attento Deidda, calcio d'angolo battuto, occasione Roma, con Ceccarelli che poi prova ma non inquadra lo specchio. Deidda con le mani, testa sicura di Avellino, poi Misel, sombrero, giocata, Wilde sentenzia la Roma, il raddoppio del Mantova. Incredibile cinismo della squadra ospite, che ha creato pochissimo ma è avanti di 2 gol sul campo della Roma. Prima Cabeza, adesso Wilde. Rivediamo la giocata di Misel e poi la conclusione di Wilde, sotto le gambe di Sarmiento il pallone, e allora 2-0 per il Savia Testa. Isgro,
Cutruneo, Marcelo Fortino, il capitano per Cutruneo. Fortino, Isgro, deve reagire la Roma. Isgro, salta Misel, il duello si ripete, Misel è ancora lì davanti a Isgro che termina a terra, fischia il direttore di gara, tiro libero per la Roma. La qualità di Isgro che ha puntato, ha saltato l'avversario, protesta il Mantova. Ha rischiato Misel perché è stato ammonito. Rivediamo il guizzo di Isgro e le proteste di Misel. Tiro libero, Fortino contro Deidda. Questo è il duello, questa la sfida. Vediamo se la Roma la riapre subito. Fortino con il mancino, pallone sul palo e poi fallo di Biscossi che si prende il giallo. Terzo ammonito del match. Il primo per la Roma che ha sprecato la palla del -1. Palo di Fortino su tiro libero. Rivediamo prima il fallo che ha portato al tiro libero e poi l'esecuzione di Fortino che sbatte sul palo e allora si resta sul +2 per il Saviatesta Mantova. Mantova che adesso prova con Misel, profondità, pallone regalato a Cabeza, Sarmiento chiude, chance per il Mantova. Sempre pericoloso quando si affaccia in avanti, non lo sta facendo spesso, ma quando lo fa paura. Cabeza in mezzo, forte, pallone ribattuto, ripartenza di Cutruneo, poi Cabeza torna e risolve anticipando Fortino. Sarmiento esce di nuovo dalla porta, avanza il numero 1, Sarmiento nel cerchio di centrocampo. Sarmiento con il mancino, con il destro scusate, pallone in fallo laterale. Prima il time out chiesto da Fabrizio Reali quando siamo giunti al 12° del primo tempo, con il Mantova avanti 2-0 sul campo della Roma. Gioco che può riprendere, secondo timeout terminato, dritti fino all'intervallo. Marcelo lascia a Cutruneo che mette in mezzo cercando proprio il numero 3. Non si intendono i due. E allora rimessa laterale per la squadra avanti nel punteggio. Il Mantova che prova con Cabeza, chiuso. Biscossi allora cerca Fortino, non lo trova, dice calma il 20 di Reali, che poi va a battere questo fallo laterale. Pallone all'indietro, Marcelo imposta, Cutruneo aggredito, chiede aiuto a Sarmiento. Il portiere allora con il lancio lungo, con il suo destro impreciso per Marcelo.
Respira il Mantova, avanti di 2 gol, reduce dal primo successo stagionale in campionato, il 2-1 di misura, quindi il successo contro la CDM Futsal. Vittoria arrivata con il portiere di movimento e la firma di Caike. Di Wilde invece il primo gol realizzato contro la CDM. Biscossi, Avellino, Cutruneo contro Moratelli, Cutruneo fermato, raddoppiato, continua a lottare, alla fine fischia il direttore di gara, possesso per il Mantova. Anzi no, punizione per la Roma di seconda, ma punizione per la Roma. Dentro João Miguel, fuori Cutruneo. Vediamo cosa inventerà la squadra giallorossa su questa palla inattiva. Possono essere un fattore queste situazioni. Fortino, Avellino, Fortino, Avellino, sempre Fortino in mezzo, João Miguel controlla male e viene contenuto da Leleco che mette in calcio d'angolo. Avellino, scucchiaia, Fortino al volo, colpisce male, può fare sicuramente di più il numero 20 con il suo sinistro, con la sua qualità, con il suo istinto del gol. Deida con le mani, Cabeza con il petto, controllo, difesa del pallone, tentativo di giocata, chiusura della Roma, ma ancora Mantova con Caike, fermato da Biscossi, prova il 24 che si gira, a spazio, altra frenata, poi Fortino in avanti per João Miguel. Si chiude il Mantova che recupera, poi di nuovo Roma, Avellino in avanti, poi Biscossi, di nuovo Avellino, Biscossi, Fortino, l'errore qui del pivot giallorosso, rimessa dal fondo, andrà con le mani Deida, primo piano per Pino Milella. Riprende il gioco quando mancano poco più di 7 minuti all'intervallo. Wilde la perde, allora João Miguel vince un rimpallo, Cutrupi sbatte su Deida, Cutrupi in mezzo, malinteso con i compagni, e allora possesso per il Mantova, mentre andiamo a rivedere la chance per Cutrupi, uno dei più pericolosi tra le fila giallorosse. Ancora Cutrupi, recupera, Cutrupi allarga, Avellino calcia, Murato, pallone ancora buono per la squadra di Reali con Sarmiento che supera il centrocampo, Sarmiento con il destro, palla fuori. Ci sta provando in tutti i modi la Roma, anche con il suo portiere che qui con il destro non ha centrato la porta. L'altro portiere Deida va a servire Wilde, cambio di lato, rimessa per i padroni di casa con Avellino, imposta sempre lui, Biscossi sulla sinistra, Cutrupi sulla destra, può puntare il 10, Cutrupi giocata, mancino, deviazione, poi Biscossi ad alimentare l'azione giallorossa. Avellino per João Miguel, spalla alla porta, scarico all'indietro, Avellino per Biscossi, ancora Roma. Lungo possesso palla dei padroni di casa, João Miguel cerca spazio, chiede aiuto ad Avellino che prepara il destro, lo prova, pallone fuori. Poco efficace fin qui la squadra di Fabrizio Reali, che deve sicuramente migliorare in avanti. Tanto gioco, tanto possesso, ma pochi gol.
Cutrupi, João Miguel la tiene, poi Avellino, João Miguel cerca lo spunto, se ne va, calcia esterno della rete. Con calma Deidda che andrà con le mani, pallone per Misel, tocca Biscossi, rimessa per il Mantova, avanti di 2 gol sul campo della Roma 1927. Misel in avanti, pallone interessante, gestito male dal numero 14 Ceccato che non trova il compagno, e allora di nuovo Roma e di nuovo Sarmiento a guadagnare metri, a superare il centrocampo, a caricare il destro e a sbattere però sul muro del Mantova, che adesso prova a ripartire con Taurisano a terra. Fischia il direttore di gara, cartellino rosso per Sarmiento che non ci crede. Attenzione, momento chiave del match, rosso per Sarmiento e giallo per Reali che è una furia. Nessuna esitazione da parte di Chiara Perona, rosso diretto, e allora si prepara Rodriguez, costretto a entrare. Rivediamo Taurisano che cerca lo spunto, l'intervento falloso di Sarmiento. Su questo pochi dubbi, sul cartellino rosso, le proteste decise della panchina giallorossa. Tant'è, Roma senza il portiere titolare e con l'uomo in meno a 5:28 dall'intervallo. Giallorossi che sono anche sotto di 2 gol nel punteggio. Attenzione, attenzione. Momento importante di questo match. Siamo solo nel primo tempo, però perdere così Sarmiento è un duro colpo per la Roma, che adesso deve difendere con l'uomo in meno. Leleco allarga sulla sinistra, Cabeza, l'uomo che ha sbloccato il match. La porta il numero 88 che poi va a destra da Misel. Con calma il Mantova, Leleco prepara il mancino, lo prova e trova un grande gol, sfruttata subito la superiorità numerica, la firma del capitano. 3-0 Mantova. Il mancino di Leleco che fulmina Rodriguez appena entrato, e allora allunga il Mantova. Ristabilita ovviamente la parità numerica, ma la Roma adesso ha 3 gol da rimontare. Fortino incrocia fuori di nulla la reazione giallorossa con il capitano Rodolfo Fortino, che qui ha cercato di portare i suoi sul -2. Nulla di fatto, ancora Roma però con Cutrupi che si accende, termina a terra, non c'è nulla. Allora il Mantova con Donadoni, Misael protesta anche lui, viene accontentato dal direttore di gara che va a ravvisare un fallo di mano di Sgro. Giallo per Isgro, quarto giallo del match, 2 a testa. Ricordiamo però anche il rosso pochi istanti fa, sventolato in faccia a Sarmiento. Quindi già 5 cartellini in questo primo tempo, con la Roma che ha calciato anche un tiro libero, palo di Fortino in quella circostanza. Davvero tante situazioni da analizzare in questa prima frazione, ricca di emozioni, mentre abbiamo rivisto i 2 episodi incriminati. Prima le proteste della Roma che voleva un altro tiro libero,
poi quelle del Mantova, che si è preso il calcio di punizione con annesso giallo a Isgro per un tocco con la mano. E allora calcio di punizione interessante per il Mantova. È arrivata a quota 4 falli la Roma. Leleco, Suolata, Cabeza con la potenza, pallone alto di poco sopra la traversa. Altra chance per i virgiliani. Si resta sul 3-0 per la squadra di Milella qui sul campo della Roma, che prova con Fortino, pallone alzato, Cabeza tocca, poi la testa di Mascherona da allontanare, Sarmiento, anzi scusate, lapsus in campo ovviamente, adesso c'è Rodriguez, prova anche lui con i piedi, colpisce male, non trova Cutrupi, rimessa laterale per il Mantova, mentre rivediamo la punizione di Cabeza con il pallone alto non di molto sopra la traversa. Wilden avanti a cercare Mascherona, l'uscita di Rodriguez che mette in fallo laterale, impatto difficile con il match per il numero 28, punito appena entrato da Leleco. Avellino, Isgro, Avellino in avanti, tocco di Donadoni, rimessa Roma. 3 primi, 48 secondi all'intervallo. Primo tempo ricco di spunti, di emozioni, di occasioni, anche di cartelline. Avellino per Isgro che calcia ma sbatte su Mascherona. Fin qui un muro. Cutrupi, Avellino, Fortino a terra, non c'è nulla, Misel rischia, Deidda blocca con le mani, Misel in avanti, l'anticipo di testa di Avellino, Fortino, Cutrupi, prova il 10, doppio passo, chiusura di Donadoni, Cutrupi si riprende il pallone, lo fa con un fallo, calcio di punizione per il Mantova. Anche la Roma adesso è a quota 5 scorrettezze e quindi anche la Roma deve fare attenzione. 3:26, Cabeza, spalla alla porta, scarico all'indietro, Mascherona, Deidda nel vuoto, rimessa laterale per la Roma con Cutruneo che torna in campo, batte questa rimessa, tutto da rifare per il direttore di gara. Avellino riceve, imposta Isgro, Cutruneo sulla destra, Fortino, triangolo che si chiude con Cutruneo che va vicino al gol, sarebbe stato un grande gol. Che bella triangolazione sull'asse Cutruneo-Fortino, conclusione del 26, palla fuori davvero di poco. Ceccatto per Cabeza che applaude, pallone però a favore della Roma. Isgro, Fortino, Avellino, Fortino, mancino, doppia deviazione, rimessa laterale per i giallorossi. Isgro contro Misel, il duello, Isgro con il destro, tocca Fortino, rimessa dal fondo, ha cercato con esperienza, furbizia di chiedere il calcio d'angolo. Fortino ha visto bene però il direttore di gara, netto il tocco del 20 di Fabrizio Reali, rimessa dal fondo, battuta dal Mantova che adesso cerca la profondità, trova la testa di Avellino che ha servito Isgro, prova il 7, giocata, Isgro, pallone per Cutruneo che arriva male su questo pallone e allora facile la presa di Deidda che poi cerca Caiche con un pallone troppo lungo. Rodriguez, Isgro, poco più di 2 minuti al termine del primo tempo, Mantova avanti 3-0 sul campo della Roma in questo primo turno infrasettimanale, terza giornata di Serie A. Isgro se ne va, mette in mezzo, Ceccatto intercetta, Mascherona allontana, Rodriguez sale nel cerchio di centrocampo, l'estremo difensore che attende qualche istante, poi va ad Avellino, adesso Isgro sulla sinistra,
solito 1 contro 1, solita giocata. Isgro danza sul pallone, Isgro però viene fermato, poi lotta Mascherona, esce vincitore con il pallone tra i piedi. Mascherona si lancia in avanti, concede il fallo laterale alla Roma, che avanza con Avellino. Fortino calcia, De Idda, super, mette in angolo. Un'altra parata del numero 3, che fin qui ha risposto sempre presente di fronte alle conclusioni della Roma 1927. Avellino, sempre lui per queste palle inattive, calcio d'angolo per Fortino che non trova la porta. Sta cercando di raddrizzare la mira il fenomenale pivot di Fabrizio Reali. Possesso Mantova, Mascherona, tocco di Isgro, rimessa laterale per la squadra avanti di 3 gol nel punteggio quando mancano 70 secondi all'intervallo. Mascherona, De Idda con i piedi in avanti, Rodriguez ad anticipare Taurisano e a mettere in fallo laterale Caiche sul punto di battuta. Tocco per Mascherona che fa uscire il pallone ricominciando da dietro. De Idda quando siamo entrati nell'ultimo minuto. Rodriguez, il petto di Fortino, ancora Fortino, poi la chiusura e allora il Mantova dall'altra parte, super aggancio volante e poi l'assist per Caiche che non trova la porta. Aveva fatto un lavoro eccezionale Taurisano, controllo fenomenale, assist e poi tiro fuori di Caiche che ha avuto la palla del 4-0. Ceccarelli, Isgro sulla sinistra, poi centralmente per Fortino che rischia, pallone buono comunque per Ceccarelli, di prima Cutruneo che non trova però il suo capitano, ringrazia lo stesso Fortino. 30 secondi all'intervallo. Caiche, lancio, Taurisano, duello con Isgro, ancora Taurisano che lotta contro tutti, pallone buono per Ceccatto che ricomincia da Mascherona e poi la rimessa dal fondo con Caiche che vuole fare in fretta. Isgro, 15 secondi al termine, Isgro vuole puntare, allarga poi per Cutruneo, Fortino per Ceccarelli, Fortino, Ceccarelli, De Idda, sempre lui, sempre presente, sempre attento. Calcio d'angolo e ultima chance per la Roma in questo primo tempo davvero stregato per i giallorossi. Isgro per Fortino con il mancino, ancora De Idda e poi arriva il tocco di Isgro che porta la Roma sul -2. All'ultimo respiro la rete dei padroni di casa che provano a rientrare in partita. Sulla sirena il gol di Isgro. Finisce qui dunque il primo tempo, Mantova avanti 3-1 sul campo della Roma, triplo vantaggio con Cabeza, Wilde e Leleco, poi all'ultimo secondo il gol di Isgro. Ricordiamo anche il tiro libero fallito da Fortino che ha colpito il palo e l'espulsione rosso diretto a Sarmiento.
meno se l'audio di Antonio è spento.
Ripreso, primo possesso del secondo tempo per la Roma che prova subito con Isgro, tentativo murato e allora rimessa laterale per i giallorossi che hanno trovato con Isgro il gol del -2 sulla sirena del primo tempo. Cutrupi in avanti, anticipo secco di Mascherona che trasforma l'azione in offensiva, calcia, occasionissima Mantova. A un passo dal poker Mascherona che qui si è trasformato in attaccante ma non ha trovato la porta di poco. Biscossi chiuso, Misel prende controtempo Cabeza, autore del gol che ha sbloccato il match. Adesso Biscossi con il destro, palla fuori. Deida, grande protagonista del primo tempo, tanti interventi miracolosi, poi si è dovuto arrendere a Isgro sull'ultima chance della prima frazione. Biscossi, Cutruneo, Avellino, Fortino, Biscossi, Avellino in avanti, Fortino controlla male, si lamenta, rimessa laterale per la formazione lombarda, avanti nel punteggio. 2 gol di vantaggio, 3-1 qui al Palaoggiata. Testa di Avellino, di prima Biscossi, Cutruneo a cui viene concesso davvero tanto minutaggio. Reali crede tantissimo in lui. A terra Biscossi, non c'è nulla, ci sarà la rimessa laterale a favore dei giallorossi. Biscossi, Avellino riceve nel cerchio di centrocampo, va a destra da Fortino per Biscossi, mira non perfetta, pallata sopra la traversa. Deida, Misel, Wilde, autore del 2-0. Cabeza fermato, Deida allora con le mani, lo cerca di nuovo, Cabeza trattenuto da Avellino, non riesce poi a controllare, si lamenta il numero 88. Cutruneo, Biscossi, Fortino sulla destra per Biscossi che va a scheggiare l'incrocio dei pali, chance importante per la Roma. Tocco di ritorno delizioso di Fortino, destro di Biscossi, a un passo dal secondo gol della Roma. Wilde in avanti, Cabeza a terra, non c'è nulla, si prosegue. Rodriguez per Avellino, poi Biscossi, di nuovo Avellino, profondità, Fortino, controllo, pallone per Biscossi che calcia, deviazione, angolo. Attacca la Roma a testa bassa. Biscossi, deviazione di Mascherona, calcio d'angolo. Avellino, scucchiaia, Fortino, Deida si esalta così e dice di no. Avellino, Biscossi, murato, assalto Roma. In questo avvio di secondo tempo, ovviamente i giallorossi rinfrancati dal gol di Sgro che ha chiuso la prima frazione, ridando coraggio ai ragazzi di Fabrizio Reali. Ma il Mantova resta avanti di 2 gol quando siamo giunti al terzo del secondo tempo. Caiche, controllo efficace, Caiche per Mascherona che colpisce male e allora rimessa dal fondo, battuta Isgro. Isgro la porta, Isgro alla fine si prende il fallo laterale. Ultimo tocco di Caiche. Cutruneo per Avellino, Isgro 1 contro 1, giocata, Isgro col motorino se ne va, alla fine viene raddoppiato da Wilde che si è anche fatto male. La velocità di Isgro può essere un fattore. A terra Wilde, gioco fermo, Isgro va a controllare le condizioni dell'avversario. Pronto anche lo spazzolone
per asciugare il rettangolo di gioco qui al Palaolgiata in questa terza giornata della Serie A Quinto, il primo turno infrasettimanale aperto dal successo della L84 sul campo dell'Active Network. Si è rialzato Wilde, nulla di grave per il pivot che però si accomoda momentaneamente in panchina. Rimessa a Roma, Avellino la chiama Isgro, la riceve, Isgro punta, Isgro esagera, Isgro concede il fallo laterale alla formazione ospite con Mascherona, la vuole Caiche, la riceve, torna dal numero 11 di prima per Taurisano che lotta con Avellino, duello vinto dal 18 di Reali che difende con i denti la rimessa laterale. Cutrupi, lancio lungo a cercare Isgro che non controlla nel modo corretto, un pallone complicato. Dall'altra parte Avellino si prende il calcio di punizione. Eccolo il primo fallo del secondo tempo commesso dal Mantova, che nella prima frazione ha concesso un tiro libero alla Roma, poi sbagliato da Fortino che ha dovuto fare i conti con il palo. In quel momento il punteggio era di 2-0 per il Mantova, poi è arrivato il 3-0 di Leleco con la superiorità numerica, infine la rete di Isgro. Adesso Joao Miguel difende la sfera, scarico all'indietro, Isgro cercato tantissimo dai compagni, Isgro sul raddoppio si prende il calcio d'angolo. 3:19 sul cronometro del secondo tempo, 3-1 Mantova, angolo Roma, pallone in mezzo, se la cava il Mantova, ma ancora i giallorossi a insistere, ad attaccare, a provarci con Avellino che qui trattiene Caiche e si prende il giallo, terzo giallo per la Roma, più il rosso a Sarmiento. Dall'altra parte gialli per Caiche e Misael, un fallo a testa in questo secondo tempo. Caiche in avanti, anticipo di Eugenio, Taurisano lotta e recupera il pallone, contro due, se ne va alla grande, Taurisano perde la maglietta, lo fa vedere chiaramente al direttore di gara che poi va a segnalare successivamente la scorrettezza, applicato il vantaggio, secondo fallo per la Roma che adesso va a battere questa rimessa laterale con il pallone consegnato a Caiche che avanza, supera il centrocampo, Caiche Rodriguez entrato al posto di Sarmiento, prova il mancino, trova il corpo dell'altro Caiche e allora rimessa Roma. Rodriguez con i piedi, nuova uscita del portiere che poi questa volta serve Miguel. Isgro, Cutrupi, Di Eugenio, Isgro, punta, giocata, conclusione, palla fuori. Deidda pronto con le mani, il numero 3, spizzata di Taurisano, rimessa dal fondo per la Roma, già battuta. Isgro allora allarga sulla destra, Cutrupi, Di Eugenio, Isgro attaccato da Caiche, Isgro passa con un po' di fortuna, ancora Isgro contro tutti, Joao Miguel fermato, Cutrupi, Di Eugenio, insiste la Roma, Cutrupi prova il 10, finte, Cutrupi ancora il 10 in mezzo, il pallone passa ma non trova nessuna deviazione e si spegne in fallo laterale
qui il tentativo di Christopher Cutrupi, il primo numero 10 della Roma 1927, visto che lo scorso anno nessuno indossava questo prestigioso numero, nessuno portava sulle spalle il 10, che quest'anno invece è stato affidato al talento di Cutrupi, che adesso riceve sulla destra, lascia Di Eugenio che prova a chiudere il triangolo. Cutrupi non può arrivare sul pallone, troppo lungo, e allora possesso Saviatesta Mantova, quando se ne sono andati i primi 5 minuti del secondo tempo, con il Mantova che resta avanti di 2 gol. Adesso Cabeza se ne va, calcia parata e poi il tap-in vincente di Donadoni che cala il poker. 4-1 Mantova. Aveva messo una pezza Rodriguez sul tentativo di Cabeza, non ha potuto fare nulla sull'arrivo di Donadoni, che a porta vuota ha riportato i suoi sul +3. Cutrupi in avanti, chiusura di Mascherona ad anticipare João Miguel. Di Eugenio, Cutrupi, finte, Cutrupi, João Miguel, Cutrupi allarga, Isgro si accentra, calcia, non trova lo specchio e poi lascia il campo al suo posto Matteo Biscossi. Lancio lungo a cercare Cabeza che non arriva sul pallone. Rodriguez in avanti, testa di Mascherona, autore di un'ottima partita, sempre molto concentrato il numero 11 di Pino Milella. Difficile però trovare qualcuno del Mantova sotto la sufficienza. Grande prestazione fin qui dei virgiliani sul campo di una Roma che ci sta provando in tutti i modi, ma sta mancando nell'ultimo tocco. L'errore di Biscossi, attenzione alla conclusione di Misel che esalta i riflessi di Rodriguez che salva la Roma. Dall'altra parte Avellino steso da Donadoni che accetta con tranquillità il giallo e poi chiede scusa ad Avellino. Rivediamo il fallo netto di Donadoni che ha accettato immediatamente la decisione del direttore di gara. 7° cartellino, 6 gialli, 3 a testa e poi il rosso diretto sventolato in faccia a Sarmiento nel primo tempo. Espulsione poi punita dal Mantova che con l'uomo in più ha realizzato il 3-0 firmato da Capitan Leleco. Calcio di punizione per la Roma adesso, Avellino rincorsa, tocco per Biscossi, adesso Cutruneo che ricomincia da dietro, Avellino, Biscossi, Mascherona, solita chiusura, solita lettura. C'è un giocatore del Mantova a terra, dovrebbe essere Donadoni, nulla di grave per il numero 8, autore del poker. Si è rialzato Donadoni, dice tutto ok e allora gioco che può riprendere con il possesso giallo-rosso Cutruneo. Avellino, Fortino, Avellino, Biscossi che con l'Italia ha conquistato la qualificazione all'europeo. Eccolo Biscossi, scambia con Fortino, Biscossi fermato, Cutruneo, Avellino, Fortino, Biscossi centralmente, pasticcia un po' con il pallone, poi serve Avellino, Fortino, Avellino, confusione, riparte il Mantova con Wilde, tocco con l'esterno per Misel, il petto di Rodriguez che salva ancora la Roma, poi la ripartenza dei giallorossi, Biscossi in mezzo, presa sicura di Deidda, sta rischiando la Roma, è pericoloso il Mantova quando riparte in contropiede. La Roma
è costretta ovviamente a rischiare qualcosa per recuperare i 3 gol di svantaggio. Rivediamo l'esterno delizioso di Wilde e poi il tentativo di Misel, murato dall'ottima uscita di Rodriguez. Rimessa Mantova, Donadoni, Misel in avanti nel vuoto tra i piedi di Avellino che riparte per la Roma. Biscossi trova Fortino, ancora Biscossi, scucchiaia e poi l'intervento miracoloso di Misel che salva sul colpo a botta sicura di Fortino. Che intervento di Misel, rivediamo tutto, grande giocata della Roma e poi Misel, salvataggio miracoloso del 10 con Fortino che già pregustava la rete del 2-4. E anche sfortunata la Roma che adesso prova con questo calcio d'angolo. Avellino, Fortino, controllo e scarico all'indietro. Rodriguez invitato a salire, porta il pallone, supera il centrocampo, allarga sulla destra. Avellino aggredito, chiede aiuto a Cutruneo, sfortunato nel rimpallo e allora rimessa laterale per la formazione ospite. Ceccatto, all'indietro Mascherona, in avanti per Misel che non la tiene in campo. Rimessa laterale per la squadra sotto di 3 gol nel punteggio, vale a dire la Roma. Biscossi in avanti, Misel forse con il braccio, è così, calcio di punizione per i padroni di casa. La panchina giallorossa chiede un giallo che non viene estratto. Terzo fallo del Mantova, a quota 2 la Roma. Si fa sentire il pubblico di casa. Fallo netto di Misel. Misel già ammonito, lo ricordiamo, uno dei 6 giocatori ammoniti, 3 a testa. A loro bisogna aggiungere l'espulsione di Sarmiento. 12:05 alla fine, 4-1 Mantova. La Roma però ci crede e fa bene. Biscossi, il tempo a disposizione c'è. Fortino, Biscossi, Caiche spazza via. Cambi Roma, dentro Cutrupi, dentro anche Ceccarelli. Pallone che si spegne sul fondo. Schema numero 2 chiamato a gran voce da Deidda. Tocco di Cutrupi, rimessa laterale per il Mantova. Ceccatto, Caiche, Mascherona, Taurisano di testa tra le braccia di Rodriguez. Lancio lungo a cercare Fortino, Mascherona di testa, Ceccarelli male nel controllo. Possesso per i virgiliani con Avellino che invita i compagni a restare alti. Lancio, testa di Avellino, palla buona per Ceccarelli, raddoppiato Ceccarelli, ottiene il massimo. Il fallo laterale con il pallone consegnato direttamente da Milella. Cutrupi vuole puntare, Cutrupi, Ceccarelli, Cutrupi non può controllare, tocco troppo arretrato da parte di Tommaso Ceccarelli e allora rimessa laterale per il Mantova che ovviamente vuole far passare più velocemente possibile il tempo, forte di un triplo vantaggio qui al Pala Olgiata contro la Roma. Petto di Cabeza, testa di Cabeza, recupero di Cutrupi. Avellino scucchiaia, non può controllare Fortino. Adesso Roma senza troppa convinzione. Aveva iniziato forte il secondo tempo, poi ha subito il gol del 4-1 la squadra di Reali che sta accusando in questa fase
Giallorossi che cercano di riportarsi in avanti, giallorossi che devono provare a sfruttare anche le palle inattive come questa con Ceccarelli, fuori di poco. Assist di Avellino, destro volante di Ceccarelli, pallone fuori. Caiche tra le braccia di Rodriguez che va da Cutrupi, punta il 10, Cutrupi raddoppiato, fermato da Ceccatto. Ancora Roma, Rodriguez, Fortino di prima, Isgro per Ceccarelli, Isgro, Fortino, Isgro, Ceccarelli per Fortino, protesta la Roma per un fallo di mano, si prosegue quando siamo ormai giunti a metà del secondo tempo. Recupera il Mantova, 2 contro 1, attenzione a Cabeza, Cabeza rientra, Cabeza scucchiaia, salvataggio di Isgro sulla magia di Cabeza che si mette le mani tra i capelli, stava per tirare fuori dal cilindro un capolavoro assoluto. Eccolo, Cabeza con il tocco sotto, forse il pallone non sarebbe entrato, non ha corso rischi Isgro che ha messo in corner. Pallone in mezzo forte, non arriva Ceccatto, cercato da Mascherona, rimessa Roma. Isgro, Cutruneo, Cutrupi, siamo entrati nella seconda metà del secondo tempo. Cutrupi, Isgro, giocata, Isgro alla fine perde l'attimo giusto e viene fermato in fallo laterale. 9:46 alla fine, 3 gol a dividere le due squadre. Cutrupi, Fortino, Cutrupi va a destra da Cutruneo che vuole rientrare sul mancino. Isgro dall'altra parte, Fortino di testa all'indietro, ancora Roma. Isgro punta ma viene fermato da Caiche che esulta. Rimessa Roma. Cutrupi, si fa vedere Fortino che riceve, spalla alla porta. Fortino invita Cutruneo a salire, poi il tocco è per Isgro che può puntare, calcia con il destro, sbatte sul muro avversario. Ancora Roma, Cutruneo, Isgro, non arriva Cutrupi, rimessa laterale per il Savia Testa Mantova che si tiene stretto il triplo vantaggio. Mascherona, Donadoni, alza il pallone, Wilde non riesce ad addomesticare la sfera, sarà rimessa per la Roma. Cutruneo ha qualcosa da dire al direttore di gara, manca soprattutto il pallone e allora il gioco non può riprendere. Pallone che adesso arriva dal cronometrista e Cutruneo serve Rodriguez, avanza l'estremo difensore entrato al posto di Sarmiento, espulso nel primo tempo. Cutruneo, Cutrupi, Cutruneo, Isgro vuole puntare, salta Ceccatto, Isgro si allarga, mette in mezzo, Mascherona nel posto giusto, al momento giusto, concede il fallo laterale. Fortino, controllo, scarico, Cutrupi, Cutruneo, passa il tempo, 8:30 circa alla fine del match. La Roma è sotto di 3 gol in questo turno infrasettimanale contro il neopromosso Mantova. Time out, allora ci prendiamo una piccola pausa per respirare.
Time out terminato, possesso Mantova, Leleco, profondità, anticipo di Avellino che mette in fallo laterale per impedire che il pallone raggiungesse Cabeza. Adesso Mascherona da lontanissimo, le braccia, le mani di Rodriguez che alza sopra la traversa. Donadoni, scucchiaia, Cabeza al volo, bella coordinazione, palla fuori di poco, Cabeza sempre pericoloso. Adesso al suo posto Wilde, ma soprattutto portiere di movimento per la Roma, Biscossi al posto di Rodriguez. Avellino, pressione alta del Mantova, Avellino va da Isgro, di nuovo Avellino in avanti, anticipato Fortino, rimessa Roma. Isgro, Avellino, la porta, power play Roma a 8 minuti circa dal termine. Fortino sulla destra, centralmente riceve Avellino che va a sinistra da Isgro, più avanti Biscossi, adesso Avellino, Fortino, Cutruneo in mezzo, De Ida con la mano salva, poi Fortino, ancora Roma, ancora portiere di movimento dei giallorossi con Avellino per Cutruneo, Avellino nel cerchio di centrocampo, Isgro rallenta un po' le operazioni, scivola, rischia di perdere il pallone, alla fine se lo riprende in maniera irregolare, calcio di punizione di seconda, lascia passare il pallone Avellino. Se anche il pallone fosse entrato il direttore di gara non avrebbe convalidato la rete. Gioco che riprende con il lancio di Rodriguez, la testa di Mascherona, il tocco di prima preciso di Wilde che scambia con Ceccatto, ancora Wilde, raddoppiato e fermato, Cutruneo elettrico, si prende il fallo laterale a 7 minuti dalla fine di questo match che la Roma vuole provare a riacciuffare con il portiere di movimento per evitare la seconda sconfitta consecutiva in campionato. Avellino, Fortino, Avellino, Isgro, Fortino di prima, Cutruneo in mezzo, De Ida e poi con la porta vuota prova Mascherona che non inquadra lo specchio. E allora torna in campo Rodriguez, anche se Biscossi è pronto a rientrare. Fortino cerca l'aggancio, non lo trova e allora rimessa dal fondo De Ida. Biscossi attende a bordo campo, testa di Isgro, controllo di Avellino, di nuovo power play Roma. Isgro, Avellino, Cutruneo, si gira, cerca Fortino, lo trova, Avellino nel cerchio di centrocampo, Isgro sulla sinistra, più avanti Biscossi che ricomincia da Avellino, adesso destra Fortino, Cutruneo, Avellino, Cutruneo, Avellino, Isgro, torna indietro, sempre da Avellino, Isgro, Avellino, Cutruneo lascia passare, Fortino, Avellino, velo Cutruneo, scivolata di Ceccatto in fallo laterale, 6 minuti al termine. Avellino, Biscossi, Avellino, Cutruneo, Avellino, Isgro, Avellino, Fortino di prima per Isgro, murato da Misel, pallone che si impenna, la testa di Fortino, il controllo di Cutruneo che riparte da dietro, Biscossi, Isgro, Fortino chiede velocità, reali dalla panchina, Fortino, Avellino, Biscossi, Avellino, Fortino, Avellino, Isgro, di nuovo Avellino, sempre il 18, pallone illuminante per Biscossi che però non trova la porta. De Ida, Ceccatto, lancio lungo, testa di Avellino, possesso per Isgro che attende il ritorno in campo di Matteo Biscossi. Power play Roma a 5 dal termine. Avellino, Fortino, Avellino, Isgro, Avellino, Isgro di nuovo, Avellino, Fortino, Avellino,
Di nuovo il capitano Avellino, pallone sul secondo palo, non ha seguito l'azione Cutruneo e allora sfuma questa chance per la Roma. Rimessa dal fondo per Deidda, Misael alto a cercare Cabeza che lotta e difende un grande pallone, super Cabeza, suolata, Misael frenata, il 10 la gestisce, poi la perde, allora Avellino, Isgro, di nuovo Biscossi in campo, Cutrupi, ma passano i secondi, Avellino, Fortino, Avellino, Isgro, Biscossi, scivolata di Mascherona e poi problemi per Cabeza, crampi per il numero 88, fischiato dal pubblico di fede giallorossa, gioco fermo al Palla Olgiata. Terminato il time out chiesto da Fabrizio Reali, possesso Roma, Roma sotto di 3 gol e avanti per 4-1 il Mantova qui al Palla Olgiata in questo turno infrasettimanale valido per la terza giornata della Serie A. Quinto Fortino, Avellino, Isgro, tutto con la suola, Isgro con calma, tocco all'indietro, Avellino prova la conclusione, Misael in fallo laterale, Cutrupi, Fortino, Isgro, Avellino, Cutrupi, Avellino, Isgro, Avellino, Biscossi sulla sinistra, fermato da Misael, se n'è andato un altro minuto, 3:57 alla fine, Isgro, Avellino, si fa sentire Reali, Avellino, Isgro, Fortino calcia, sbatte su Wilde e Roma che perde tanti metri, costretta a ripartire dalla sua area di rigore con la rimessa dal fondo che Biscossi batte con le mani cercando il petto di Fortino che controlla, difende la sfera ma alla fine se la trascina fuori concedendo il fallo laterale per il Mantova. Profondità, porta vuota perché il Mantova ha provato con il portiere di movimento, attenzione Fortino, Cai che recupera la posizione, poi Leleco calcia il petto di Biscossi, partita anche tattica in questa fase, Biscossi con la potenza, Deidda con un super riflesso, sfida a scacchi tra i due allenatori, con Milella che ha cercato la mossa a sorpresa inserendo Caiche come portiere di movimento. Fortino, Cutrupi, Avellino a sinistra, Isgro, Biscossi, Avellino, 3 al termine, Fortino, Avellino, lascia passare Biscossi, colpisce malissimo Isgro, nessun problema
per Deidda, grande protagonista di questo match, che vede il Mantova avanti 4-1. Deidda a cercare Cabeza, Fortino per la Roma, Isgro sulla sinistra, punta, salta Leleco, Isgro per Fortino, palla fuori, grande chance per il 20 che qui poteva fare decisamente di più. Spunto di Isgro, pallone in mezzo, mancino di Fortino che ha colpito male il pallone. Ceccatto di testa per Cabeza che lascia passare il pallone, poi se lo trascina fuori. Possesso giallo-rosso a 2:30 dal termine. Avellino, Fortino, Isgro. Torna a difendere il Mantova che aveva cercato la pressione alta. Biscossi in mezzo, non trova nessuno e allora rimessa però ancora per la Roma. C'è stata una deviazione a quanto pare. Avellino, Biscossi sulla sinistra. Avellino deve fare in fretta la squadra di Reali che deve recuperare 3 gol in 2 minuti. Avellino, Isgro, calcia, Deidda dice di no e poi il tentativo di Biscossi che non trova lo specchio. Doppia chance, prima Isgro, poi Biscossi. Spazzolone in campo per asciugare il rettangolo di gioco, poi rimessa dal fondo, battuta con Wilde servito, Wilde rischia, Fortino però tocca per ultimo e allora Deidda con le mani, questa volta va in profondità, l'anticipo su Misael, il possesso della Roma con il malinteso che regala un nuovo possesso al Sapiatesta che dunque può respirare a meno di 2 dal termine. Misael in avanti, l'uscita di Rodriguez, Avellino supera il centrocampo, va da Fortino, la chiusura di Leleco, la presa di Deidda, la profondità per Wilde. Leleco, Mascherona, scucchiaia, pallone lunghissimo che si spegne in fallo laterale. Di nuovo power play per la squadra di Fabrizio Reali, a cui adesso però serve un miracolo per evitare il KO. Fortino, Isgro, salta Wilde, Isgro per Cutruneo, in avanti per Fortino, poi Isgro nel cerchio di centrocampo, si va a sinistra da Biscossi, Isgro, Biscossi, ci avviciniamo all'ultimo minuto, Isgro, calcia, fuori. Deidda per Misael che cerca la porta, non la trova. 68 secondi, Biscossi velocemente per Cutruneo, Isgro, Biscossi sulla sinistra, João Miguel, Biscossi, Cutruneo per Fortino, Biscossi altissimo, non ha funzionato finora il portiere di movimento della Roma che adesso deve difendere sul tentativo di Cabeza, a terra Isgro, fischia il direttore di gara e allora calcio di punizione per i giallorossi, quarto fallo per il Mantova ma conta davvero relativamente. Cutruneo, Isgro, Biscossi, 30 secondi al termine. Fortino, Cutruneo in mezzo, Deidda e poi Fortino, questa volta non può sbagliare, realizza il gol del 2-4 a 26 secondi dalla fine. All'ennesimo tentativo il capitano della Roma ha trafitto Deidda, portiere di movimento per Milella che vuole far passare questi 26 secondi per festeggiare il secondo successo di fila dopo quello di Misura maturato contro la CDM. Leleco la butta in fallo laterale, possesso Roma e allora portiere di movimento questa volta per i giallorossi. Isgro,
Cutruneo, Fortino, Cutruneo, Isgro deve calciare, ci prova ma sbatte su Wilde. 11 secondi al termine di un match che sembra davvero segnato. Biscossi, Isgro, calcia, confusione in area di rigore, risolve Deidda che poi cerca anche gloria personale, ma arriva la sirena, non c'è più tempo, finisce qui dunque al Pala Olgiata colpaccio del Mantova che vince sul campo della Roma imponendosi per 4-2, secondo successo di fila per i ragazzi di Pino Milella che salgono a quota 6, secondo KO consecutivo per i giallorossi che restano a quota 3 in classifica.